Guti Diec, già per la faccia, fin sui lavar che tremano, come un ruggine in montagna dopo un temporale d'estate. Guti che fanno sempre la stessa strada, su tutti i facci da sta terra. Oggi qui alla casa di riposo San Francesco un pomeriggio alternativo per i nostri anziani. Abbiamo deciso di coinvolgere la regina Cunetta e re Biscottino e altri ospiti speciali per un pomeriggio dialettale che alletasse i nostri ospiti. Passerei subito la parola a loro che ci raccontano un po' com'è andata. Dunque io sono molto contento di questa presenza qui alla casa di riposo. Spero di non arrivare qui, perché io ho fatto un contratto che arrivo a 120 anni, però sempre fuori sulla strada, perché io amo l'aria libera, il vento e una quai sigaretta di tanto in tanto. Mi vedi una roba, la dici in dialetto. Sono contento di essere qui in questa occasione perché finalmente ho renduto giustizia a Re Biscottino, perché lui le culte fa rivivere la tradizione del carnevale nuarese che invece si era già disperduto. Oramai il carnevale nuarese l'era perso. Io ringrazio Giuseppe Tencaioli, che è inutile che sto a ricordare i suoi meriti per quanto riguarda la nuova recità scritta. Adesso dicevo, lui ogni tanto scriveva sul giornale, ma scriveva pagine in dialetto. Comunque io devo dire una cosa, che se ho resistito sinora a fare i carnevali, lo devo alla mia bella Cunetta, perché se non c'era lei che insisteva, io a quest'ora qui, insomma, ero chissà dove. Devo solo ringraziare per dove sono arrivato, posso solamente ringraziare ad esempio il Carletto che mi ha dato degli input per poter arrivare dove sono. In particolar modo però devo ringraziare soprattutto il Cenacolo Dialettale Novarese, nuares.it, dove sono iscritto, e il fautore dell'Accademia dei Raison, che senza il suo aiuto e i suoi insegnamenti non sarei mai potuto arrivare qua, che è Gianfranco Pavesi. Questo è da sottolineare. Sono stata contenta di essere qua tra questi illustri personaggi novaresi e sono contenta di vedere queste persone che nei loro visi trasparivano ricordi della loro vita, della loro infanzia. Si sono emozionati alcuni e questa è stata una cosa bellissima che ho recepito e che porterò con me. Quindi non solo farli divertire, ma anche farli partecipare, farli rivivere le loro emozioni e la loro gioventù. Grazie a voi che avete regalato a loro questo pomeriggio insolito, però molto molto bello.